Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Secondo appuntamento di giornata, scusatemi gli orari ragazzi, non coincidono con gli appuntamenti standard, ma siccome oggi è lunedì mi sto riposando un pochino, quindi sto prendendo un pochino più alla leggera l'appuntamento di oggi, visto che è lunedì, quindi mi sto anche riposando, ogni tanto mi riposo dopo le 2 serate di fuoco ieri sera. Allora, a parte questo, parliamo di calciomercato perché sono insistenti le voci di l'arrivo di Antonio Conte, che sarebbe legato anche al possibile arrivo in azzurro di Federico Chiesa. Ragazzi, avete capito bene, Federico Chiesa, colui che gioca nella Juventus, potrebbe arrivare a Napoli. Io non so se la trattativa di Lorenzo Juventus possa influire su un possibile passaggio proprio di Federico Chiesa al Napoli, ovvero ti do di Lorenzo, faccio un'aggiunta di soldi, anche se questa aggiunta penso non bisogna farla perché il valore di mercato dovrebbe essere uguale, visto il rendimento di Chiesa ultimamente e il rendimento di Lorenzo naturalmente in quest'ultimo periodo. Quindi ci potrebbe essere questo scambio fra i due giocatori. Io la butto lì, come detto, prendete le notizie di calciomercato sempre con le pinzette, ragazzi, perché le notizie di calciomercato, lo sapete, da un momento all'altro possono cambiare. Basta guardare Gabri Vega, basta guardare Nandez del Cagliari, che era fatto, il gatto mo fa cadere tutti i vestiti, era fatto per la Roma, e invece se ne va in Arabia Saudita anche lui. Sto guardando il gatto, non è che sto prendendo la pausa di riflessione, sto guardando il gatto per capire se butta in terra i panni, solo per questo. Quindi si parla di Federico Chiesa, che sarebbe un pupillo proprio di Antonio Conte, e ragazzi, sinceramente, visto che Giuffredi si vuole portare via Di Lorenzo da Napoli, che lui poi ha ribadito in un'altra intervista dicendo quella situazione è legata solo a Di Lorenzo, non a Mario Rui e né a Napolitano, solo a Giovanni Di Lorenzo. Se vuoi portarti via Politano, io te lo do molto volentieri. Va bene, qui c'è un pelo del cane, ecco qua. Se te lo vuoi portare a Politano, alla Juventus, alla Roma, alla Fiorentina, dove ti pare, portalo via con te Politano e noi ci andiamo a prendere Federico Chiesa. Io non immagino i tifosi juventini, qualora si dovesse concretizzare veramente questo affondo del Napoli per Federico Chiesa, voglio. Già stanno impazzendo. Questa mattina ho visto il video di Nati per vincere, perché anche se sono juventini, se è juventino io sono iscritto al suo canale perché secondo me lo trovo una persona coerente con quello che dice, quindi mi sono iscritto tranquillamente al suo canale, ma sono iscritto a tanti canali juventini ragazzi, quindi non è che, anzi molto probabilmente sono iscritto più a canali di altre squadre e non ai canali degli youtuber napoletani, rendiamoci conto. Cioè di youtuber napoletani lo sapete chi seguo e quindi sapete come la penso io. Però ecco, questo probabile arrivo di Chiesa ha smosso molte voci, ma molte voci, e ribadisco, se dovesse arrivare Chiesa al Napoli, il Napoli potenzialmente potrebbe avere un tridente stellare. Kvara, Lukaku, perché si parla anche di Lukaku molto insistentemente, e dall'altro lato Chiesa, c'è un tridente come questo, è tanta roba. Oppure il Napoli con i soldi di Osimhen si potrebbe andare a prendere David. Occhio, perché il Napoli Manna sta facendo le cose di testa, molta testa. Manna sta usando molta testa per ricostruire, perché bisogna ricostruire questa squadra, ragazzi, perché non vi scordate che veniamo da un 10° posto, con il Napoli campione d'Italia. Come vedete la maglietta dietro non c'è più, e ve l'ho già detto il perché nel video delle ore 15. Questa scelta di Manna, si potrebbe optare anche per la difesa a 3 il prossimo anno con Conte. Molti dicono no, ma Conte di qua di là. Conte è fatta, l'ha detto De Laurentiis, nei prossimi 10 giorni, ovvero secondo me sono quelli legati ai diritti d'immagine, perché bisogna sapere com'è De Laurentiis sui diritti d'immagine, che valgono anche sulla Luna, e non è una stronzata, è vero. Da lì in poi capiremo chi è il nuovo allenatore. Ragazzi, il Milan non ha annunciato nessuno, la Juventus non ha ancora annunciato nessuno, e occhio perché Thiago Motta è nella lista del Barcellona e di molti altri club, anche di Premier League, quindi occhio. Fonseca non è stato ancora presentato al Milan,
Il Bologna molto probabilmente prenderà Italiano, quindi Italiano al Napoli l'abbiamo già scartato a prescindere. Gasperini rimane a Bergamo, quindi ragazzi la scelta è Conte o Pioli. Questi sono, ma Pioli non credo, perché De Laurentiis non è scemo, lo sa che per ripartire deve ripartire alla stragrande. Siamo lì, mancano i dettagli, mancano i dettagli per chiudere la trattativa Conte-Napoli. Comunque quell'altro nome di oggi è Buongiorno. Anche qui siamo ritornati a voci insistenti per Buongiorno a Napoli. Manna sembrerebbe già mettersi al lavoro per questa opzione di prendere dal Torino per 40 milioni. Io già l'ho detto cosa ne penso di questo costo così alto di Buongiorno. Secondo me non ne vale tutti questi 40 milioni, perché potremmo riprendere il pacco stile Maximovic, fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis e poi rivelato un grandissimo bluff Maximovic. Però ecco, occhio, perché il Napoli potrebbe andare incontro a uno scambio, o nemmeno uno scambio, ovvero quanto costa il cartellino? 40 milioni. Ti do Ostigard, 20 milioni più 20 mi dà il giocatore, 20 più 10, veniamoci incontro. Quindi Manna sta lavorando per costruire una squadra attualmente al nuovo allenatore del Napoli forte, già pronta, e io mi posso immaginare anche un maggiore sfoltimento della rosa qualora dovessero arrivare le giuste offerte, perché se Di Lorenzo non arriva nessuna offerta, dove vai? Dove vuoi andare? Portami un'offerta concreta, visto che Giuffredi, scusatemi, ha detto che ci sono top club anche a livello europeo che vogliono Di Lorenzo. Beh, falli venire a Napoli o a Roma, dove è la sede della Filmauro. Vai lì e si chiacchiera e vediamo un pochino. Poi si vedrà. Porti i soldi? No, porti i soldi e poi vediamo. Comunque questi Chiesa e Buongiorno sono nella lista di Manna. Poi bisogna vedere se veramente questa lista è vera o è fittizia, come tutte le voci di calciomercato. Io ve lo dico sempre, con le pinzette, perché bisogna pure ragionare su certe scelte da portare per il prossimo anno. Io l'ho detto, dovrà essere fatta una rivoluzione, ma una rivoluzione concreta, seria, fatta a moto, non a cazzo di cane, scusatemi la parola, perché con la rivoluzione puoi dare la squadra al nuovo allenatore del Napoli, ma che sia una squadra competitiva. Devi fare due coppe, Coppa Italia e campionato, non è che devi fare Champions League, Conference League e Europa League, cioè due competizioni. Conte potrebbe sfoltire questa rosa e tu devi ripartire da Conte, da Kvar e da Lobotka, che tu da questi due giocatori devi ripartire, e poi secondo me se gli costruisci la squadra intorno qualcosa è. Meret vuole andare via, perché è uscita anche la notizia di Meret. Prego, la porta è quella. Avete dato al Napoli? Sì, prego, andate lì. Ve ne saremo eternamente grati dello scudetto? Sì, però quest'anno avete fatto schifo. E mi dispiace, ma è così. Comunque, detto questo, fatemi sapere la vostra, sempre e comunque forza Napoli. Ciao.